È stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Treviso il 70enne dispresiano al volante dell'Opel Astra che sabato sera, immettendosi sulla Pontebana da via San Francesco, si è scontrata con la moto su cui viaggiavano il 24enne di Mirano Massimo Salviato e un amico di 38 anni di Spinea. Salviato è morto poco dopo in ospedale, malgrado l'intervento chirurgico a cui è stato subito sottoposto. L'auto avrebbe mancato la precedenza alla moto, il conducente è indagato per omicidio colposo. Sul corpo della vittima verrà ora eseguita l'autopsia. Saranno celebrati mercoledì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Salvarosa i funerali di Renato Beraldo, 63 anni, dirigente del CONI nazionale ed ex vicepresidente regionale della Federazione Ciclistica. La sorte ha voluto che Beraldo venisse colto da un infarto proprio mentre pedalava, il malore fatale ieri mattina poco prima delle 11 lungo la Feltrina, all'altezza del ponte di Fener. Il 63enne si è accasciato davanti agli occhi dell'amico che era con lui, senza più riprendere conoscenza. Lascia la moglie e i 2 figli. Raid nella notte al cimitero di Castagnole, danneggiate anche 4 cappelle di famiglia. I ladri, come si vede dalle immagini, hanno fatto razzia di rame smontando le coperture di tombe e servizi igienici, un gesto spregevole che offende un luogo sacro alle emozioni e ai sentimenti dei cittadini, ha commentato il sindaco di paese Francesco Pietrobon, che ha denunciato il furto ai carabinieri. Ingenti i danni, oltre 20.000 euro. La giunta intende ora dotare della videosorveglianza anche i cimiteri delle frazioni. Un 31enne della provincia di Vicenza è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Crespano per furto aggravato. Il soggetto con precedenti è ritenuto il responsabile del recente furto delle offerte nel santuario della Madonna del Covolo di Pederobba. Il 31enne avrebbe razziato le cassette dell'elemosina. Individuato, è stato segnalato all'autorità giudiziaria.